passato un anno, manca poco ormai, ma sembra ieri, perché abbiamo vissuto un anno veramente molto impegnativo sotto il profilo dell'impegno proprio, ma anche sotto il profilo poi sociale ed economico. Tutti abbiamo fatto la nostra parte. Un anno da quel 21 febbraio, un anno dalla scoperta della positività al Covid di 2 concittadini e dalla morte di uno di loro. Vo si prepara a ricordare il triste anniversario dell'inizio dell'emergenza sanitaria. Prima zona rossa d'Italia insieme a Codogno, i cordoni di sicurezza delle forze dell'ordine, le transenne, tutto chiuso, tutti in fila per fare i tamponi. Domenica 21 febbraio la visita del prefetto a Vo è un momento di ricordo. Per ringraziare tutti quelli che sono impegnati durante quest'anno. Quindi ricorderemo i nostri cari, le persone che abbiamo perso a causa Covid, che ricordo nel comune di Mo sono 6, ricordo anche che la prima persona a morire è stata Adriano Trevisan, seguito poco dopo da un altro caro amico che è Renato Turetta, e ci sarà un momento anche insomma, di raccoglimento, una preghiera per queste persone. Ma sarà anche un modo per dire grazie a quanti in quei giorni di zona rossa si sono prodigati, da chi ha portato cibo ai tanti volontari di Croce Rossa e Protezione Civile alle forze dell'ordine. Poi abbiamo dimostrato con i fatti e non con le parole che Vo è un paese di cui ci si può fidare. Abbiamo avuto delle iniziative importanti a livello scolastico, a livello produttivo. Ricordo che abbiamo vinto un premio per il rilancio enogastronomico come primo premio a livello nazionale con Cantina Colgiugani, un bel progetto del vino solidale che andava a finanziare l'Università di Padova. Ricordo che sono già stati stanziati 50.000 euro e a breve verranno stanziati altri 50.000 euro a favore dell'università per la ricerca. Questa è Vo. Oggi Vo conta solo un residente positivo al Covid. Hanno imparato più di altri come si fa a fare prevenzione.